Noi ci siamo, continuiamo a fare il nostro dovere, lo facciamo con determinazione, lo facciamo a volte anche con apprensione, con preoccupazione, non sono momenti facili anche per noi, però penso che questa battaglia la dobbiamo fare assieme e per farla assieme dobbiamo essere compatti. È un appello alla coesione che tradisce l'emozione di un anno sempre vissuto in prima linea, quello che il presidente del Veneto Luca Zaia ha lanciato dalle nostre emittenti nel messaggio di auguri trasmesso la sera dell'ultimo dell'anno, dove il primo dei pensieri è andato a chi non gode di buona salute. Un augurio di cuore a coloro che sono ammalati, un augurio ancora più particolare a chi ha conosciuto il Covid e sta combattendo tra la vita e la morte per venire fuori dal Covid. Un racconto, quello di Zaia, che parte dal primo caso di Vo. Lì comincia la battaglia del Veneto contro il Covid, l'evacuazione di Schiavonia, i test rapidi, il plasma iperimmune, il passato recente che si fonde con la cronaca, anche in attesa di capire cosa sarà del territorio regionale finite le festività. Dal 24 dicembre abbiamo le zone arancione e rosse in base al decreto nazionale, il che vorrà dire che il 7 gennaio il Veneto avrà avuto dal 19 al 7 gennaio una ventina di giorni di restrizioni. Noi speriamo che queste siano servite a fare abbassare, diciamo, la pressione del virus. E la partita sanitaria diventa economica con un messaggio diretto al governo alle prese con il Recovery Plan. Che sono 209 miliardi di euro che l'Europa ci dà, vengano dedicate alle imprese per creare occupazione e per rilanciare l'economia. E per rilanciare l'economia il nodo fondamentale sono le infrastrutture su tutta la pedemontana con Zaia che accelera. Questa infrastruttura vedrà ovviamente l'apertura della quasi totalità del tracciato per la primavera 2021 e poi con fine 2021 sono convinto che si riuscirà a chiudere tutte le partite. E ancora il turismo, dalle Dolomiti a Venezia, la cultura alla difesa idrogeologica, con la ricostruzione post-Vaia andata avanti nonostante il Covid e poi la madre di tutte le battaglie. L'autonomia resta per noi il faro. Non è una partita facile, ve l'ho sempre detto, però penso che la grande forza per le trattative ce l'abbiano data i veneti, ce l'avete data voi.